Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di mercoledì 11 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: terapia intensiva riaperta a Belluno, Zaia ricoveri in aumento. Si è aggravato un cinquantenne non vaccinato che si trovava da giorni nell'area Covid dell'ospedale San Martino di Belluno. Il governatore del Veneto è preoccupato per l'impennata di degenti negli ospedali di tutto il Veneto. Questo il titolo principale. La fotonotizia invece è dedicata a un fatto particolare, al matrimonio di due turisti che è avvenuto ieri a Mel. Venerdì sono arrivati in piazza Amel, spiega il Corriere delle Alpi. Sono rimasti incantati del paese e ieri si sono detti sì in municipio. Protagonisti del matrimonio lampo, due turisti provenienti dalla Svizzera che si sono conosciuti online durante il periodo più difficile della pandemia e in questi giorni stavano visitando il Veneto. Sbrigate rapidamente le formalità burocratiche, ieri si sono sposati appunto nel municipio di Mel. Ma andiamo all'interno del giornale, dove viene approfondita la questione della pandemia dei contagi. Zaia: a settembre tutti in classe in Veneto, è un diritto degli studenti, basta con la DAT, la didattica a distanza. Il presidente della regione è preoccupato per l'aumento di ricoveri in ospedale, si sale a 229, 23 dei quali in terapia intensiva. Questo nell'ambito Veneto, come detto, ce n'è uno in terapia intensiva nell'ospedale di Belluno, dove in totale sono 6. La regione stima di aver ormai speso 1 miliardo di euro nella lotta al Covid. E appunto per quanto riguarda il bellunese, terapia intensiva riaperta dopo mesi per un cinquantenne non vaccinato. Nel complesso i ricoverati sono 6 con 2 immunizzati. L'appello dell'Us Dolomiti a prenotare l'inoculazione. Tamponi: nei 4 drive-in arriva il POS per il ticket. La regione ha infatti deciso di far pagare i tamponi che sono alla ricerca del Covid se chi li fa non è motivato da ragioni di carattere clinico o sanitarie. Medici Novax al lavoro nei reparti Covid, la regione è tentata, l'ordine è contrario. E per quanto riguarda la provincia di Belluno, sanitari Novax 59 ci ripensano, in arrivo altri provvedimenti. Erano poco più di 220 all'inizio, ma il rischio di perdere il posto ne ha già convinti molti. Finora nessun impatto sul servizio sanitario locale. Green Pass e ristoranti. Verifiche in caso di anomalie. Identità dei clienti. Il Viminale, il Ministero dell'Interno, chiarisce le competenze dei gestori. I presidi a scuola, controlli il Ministero. Andiamo avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per raggiungere quelle che riguardano la provincia di Belluno. Eccoci, i rifugisti. Qui la sicurezza è rispettata, aumentate la capienza dal 50 al 75%. Appella la regione. È già arrivata una risposta negativa alla richiesta di punti tamponi su passi e alte vie. Sarebbe opportuno riuscire a controllare tutte le persone che entrano nei locali. Questa è una delle sottolineature relative all'articolo proposto dal Corriere delle Alpi sotto il titolo L'estate bellunese. In montagna col certificato verde, escursionisti ligi alle regole, gestori dei rifugi soddisfatti, da noi non si sgarra, chiudere sarebbe deleterio. Passiamo a parlare di viabilità. Mainardi, l'architetto cadorino Bortolo Mainardi, attacca il trenino delle Dolomiti, progetto farlocco privo di una visione. L'architetto
deluso per la mancanza di programmazione sulle infrastrutture utili al bellunese e al Veneto. Questo in sintesi il contenuto di un'intervista proposta oggi dal Corriere delle Alpi appunto all'architetto Mainardi. FIOM e la vicenda CC, totale disinteresse a livello nazionale. Oggi si riunisce il Consiglio socio-istituzionale dell'azienda di Mel. Artigiani, un questionario per capire le esigenze delle imprese bellunesi, guardando alla provincia di Belluno del futuro. Ed eccoci alla città capoluogo. Massaro, il sindaco di Belluno, alla Lega. Non aumento le tasse per assumere vigili. Il sindaco, il blocco del turnover voluto anche da voi. Spero non si voglia mettere le mani in tasca ai cittadini ora. Ed è la risposta del primo cittadino alle critiche che avevano ricevuto appunto dalla Lega riguardo al numero dei vigili e alla loro gestione. Box di cartoline informative per i turisti nelle strutture ricettive di Belluno. Nuovo mezzo per trasportare farmaci antitumorali da Belluno a Feltre. Il personale di Valbelluna Emergenza in viaggio tutti i giorni. La presidente Tress a ottobre arriverà un'altra ambulanza. E si fa il punto sull'attività di questa associazione. Dai libri alla nuova distilleria, la seconda vita di Vincenzo Agostini. L'imprenditore scrittore sta avviando un'attività a Vitario Veneto. Produrremo gin, un assenzio speciale e anche vermouth. Il bellunese e tutti i suoi funghi, vademecum con le 1260 specie. Il lavoro di 7 esperti dà vita a una vera e propria enciclopedia. Padovan dell'associazione Bresadola, così festeggiamo i 50 anni dell'associazione. E si fa riferimento alla presentazione proprio di questa guida che presenta l'immagine di 1260 specie di funghi trovati in provincia di Belluno, facendo presente che sono molti di più, ma queste sono le specie più note e più comuni. Sarà un Ferragosto con caldo e sole. Occhio all'autunno, un articolo che si interessa di quello che potrà essere il tempo in provincia di Belluno. Il previsore Robert Luciani pensa già al post-estate, potrebbero arrivare temporali di violenza inaudita. Questa la possibilità prospettata che naturalmente speriamo non si avveri. Cade e sbatte la testa facendo un'escursione, 52enne in ospedale. Questo una delle ragioni che ieri sono state all'origine di numerosi interventi di soccorso in montagna, operati dal soccorso alpino, spesso anche con l'aiuto dell'elicottero del SUEM 118. Arrivato all'ospedale San Martino di Belluno, il primario De Leo dirigerà il reparto di cardiologia. Samantha andrà a Belluno, recupero impossibile. La mamma di Samantha Dinca, la trentenne di Mugnai, che è in stato vegetativo dal novembre scorso, la mamma, i medici di Vipiteno hanno confermato la diagnosi. Alla giovane in coma verrà applicato un infusore di farmaco per ridurre i dolori. Cordoglio a Pedavena per Massimo ed Ezio. Massimo Turrin ed Ezio De Ritz avevano rispettivamente 51 e 54 anni e sono morti a breve distanza. Villaga di Feltre, saltata un'altra volta la sagra dedicata al patrono. La rinuncia è stata motivata dalle condizioni in cui ci si trova a operare oggi, le condizioni di emergenza sanitaria che rendono più complesso, più difficile organizzare qualsiasi attività, tanto più quelle che richiamano molte persone. Andiamo ancora avanti, sempre nelle pagine che presentano notizie di Feltre e del Feltrino. Siamo a Feltre.
Teatro, ultima fase dei lavori, si punta a riaprire entro l'anno. L'assessore Del Bianco, a breve la ripresa dei lavori per completare le vie di esodo del Teatro della Sena. Realizzato il nuovo volume, ora servono il rivestimento e le infrastrutture interne. Approvato il progetto esecutivo per sistemare via San Giuseppe che porta alla frazione di Tomo di Feltre. Nuova ZTL, via libera alla delibera per attivarla. Anche questa notizia viene da Feltre. Il formaggio Piave DOP della Lattebusche nelle case americane con la trasmissione TV di Lidia Bastianic. La chef, naturalizzata statunitense, ha registrato filmati in provincia. Il pregiato prodotto caseario sarà protagonista di 4 episodi di questa trasmissione molto apprezzata negli Stati Uniti. Pedavena sarà rifatta la pavimentazione alla palestra delle scuole medie. Santa Giustina, nuovi impianti sportivi, presenteremo il piano alla mostra mercato. Andiamo ancora avanti, siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Green Pass ha non solo sagra, le regole vanno rispettate. La corrispondenza viene da Limana. Il presidente della Proloco, Davide Praloran, è risoluto sull'affluenza all'evento. L'edizione 2021 sarà limitata rispetto alle precedenti. Una novità, lo street food. Erbacce e smottamento, il sindaco di Sedico Deon risponde agli attacchi. Borgo Valbelluna, Parco Lotto di Trichiana pronto ma non il bike park. Ponte nelle Alpi, la biblioteca sbarca sui social, ora c'è una pagina Facebook. Zoppedicadore, accesa la carbonaia e in futuro anche un Poiat per bambini. Al Pago, giro del lago artistico tra magliette e murale. Non solo sport con il tradizionale evento intorno al lago di Santa Croce. Disegno di Bortoluzzi sulle magliette e molte opere da vedere. Si conferma anche quest'anno l'attenzione della manifestazione per l'arte oltre che per la solidarietà. Valle del Mis al top, ma adesso serve la telefonia. Il presidente del Parco Nazionale Vigne, a fine estate il segnale sarà fornito dalla Wind, che porterà i cavi attraverso un tubo che ora è libero. Agordo, una squadra di calcio in ritiro al Dorigo, allo stadio di Agordo. L'assessore Bien sogna l'arrivo di un team professionistico. A maggio c'era stato anche un contatto con la SPAL. Rivamonte, la Veder contro il sindaco Deon, nessuna risposta sulla sua abitazione. Taibon, la farmacia ha salutato il medico di base Spoto. Ed eccoci a Cortina, Krampus Trail in Tofana, giù in bicicletta a rotta di collo. Ista ha creato un park per gli amanti di enduro e downhill sui tracciati dello sci, noleggio di eccellenza con mezzi all'avanguardia. Lo ski pass costa 25 euro. Pacchetti ad hoc e tanto divertimento anche per i neofiti e i meno esperti della mountain bike. Sul K2 in pieno inverno a Cortina per raccontare l'impresa. Si tratta della presentazione di un incontro previsto per il prossimo 27 agosto in piazza Angelo di Bona a Cortina. Zanella si candida a sindaco e strizza l'occhio a Vigo di Cadore. La corrispondenza viene da Lozzo. Obiettivo: Unione dei Comuni per l'esponente che già si mise in corsa nel 2014. Il quorum un po' ci spaventa, ma vogliamo risollevare il nostro paese. Questa una sua dichiarazione. Da Valle di Cadore i proprietari erano stati avvisati del progetto sulla ex militare. Si parla della strada forestale di Venasse. E da Calalzo lavori sul Molinà per la sicurezza. Sbloccati i fondi. Lorenzago, restaurato il pannello con i sentieri del CAI. È un'opera storica. E dal Comelico, da San Pietro,
Incendio nella notte, distrutta una baita, è giallo sulle cause. La struttura a Cercenà era adibita a fienile e ricovero attrezzi. Non ha la corrente, in corso le indagini dei vigili del fuoco e ci sono anche 2 immagini che testimoniano il rogo che ha distrutto la struttura. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino, che in prima pagina, sulla parte regionale, apre con una notizia relativa alla pandemia. Veneto, ricoveri in aumento. Zaia, crescita lenta ma inesorabile. Siamo preoccupati. Il 70% dei pazienti non è vaccinato. Si impenna il numero dei pazienti, appunto, rischiano di ritornare in giallo la Sicilia e la Sardegna. Vediamo alcune pagine, le prime, che approfondiscono i temi della emergenza sanitaria. Visita sulle colline del Prosecco, inaugurato il nuovo Covid Hotel. Nell'estate della variante Delta, l'ex ospedale di Valdobbiadene è ripristinato per accogliere asintomatici e contatti. Stanze singole e doppie, 5 pasti, balconi panoramici, fior, in Veneto 9 centri pronti, 4,5 milioni di euro. Veneto, ricoveri in aumento, giro di boa entro agosto. Zaia, per il 70% i ricoverati sono cinquantenni e non immunizzati. Il Covid è costato alla regione 1 miliardo tamponi a pagamento, boom in farmacia. E per quanto riguarda i cinquantenni, anche la direttrice generale dell'US Dolomiti ha fatto presente che proprio questa fascia, insieme a quella dei sessantenni, è quella che in provincia percentualmente sta rispondendo meno all'invito a vaccinarsi e si tratta della fascia su cui è opportuno insistere di più, perché rispetto a chi è più giovane è maggiormente a rischio. Troppi non vaccinati e balzo dei ricoveri. La Sicilia vede giallo. Rischia misure restrittive probabilmente tra 10 giorni. In bilico anche la Sardegna. Le aziende sanitarie, il 90% dei ricoverati in rianimazione, non ha fatto la profilassi. Questo è un articolo di carattere nazionale che, come si può capire già dal titolo, presenta una situazione per molti versi simile a quella che si sta registrando in Veneto e in provincia di Belluno. Pass e caos verifiche. Anche i gestori possono chiedere i documenti. Sono tenuti all'accertamento in caso di abuso. Negli stadi steward abilitati, il garante per la privacy, i ristoratori hanno titolo per controllare l'identità. E il Gazzettino riassume i punti della circolare. Salvacondotto obbligatorio. I titolari di un esercizio pubblico hanno l'obbligo di controllare il Green Pass prima di consentire ai clienti l'accesso. Documento di identità. Il ristoratore, il barista e tutte le categorie indicate nel DCPM di giugno potranno chiedere di esibire il documento di identità. E ancora accesso agli eventi. Chi organizza eventi pubblici o partite dovrà controllare il Green Pass e, se necessario, chiedere il documento di identità. 4. Controlli sul territorio. La pianificazione dei controlli delle forze di polizia verrà fatta dai prefetti all'interno dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. I presidi, i dipendenti vaccinati esclusi dai controlli quotidiani. I dirigenti chiedono di avere le liste dei non immunizzati. Test soltanto su di loro. Senza Green Pass non si entra a scuola. Il Ministero aiuteremo tutti gli istituti. Procediamo sulle pagine del Gazzettino per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno. Il titolo principale in questo caso: la rianimazione riapre per un Novax.
Le condizioni di un cinquantenne non immunizzato hanno costretto al trasferimento nel reparto di terapia intensiva Covid di Belluno. Dei 6 ricoverati, 2 avevano già avuto la doppia dose. In provincia gli attualmente positivi sono a quota 250. E la foto scelta dal Gazzettino per la prima pagina riguarda l'incendio che si è sviluppato a Cercenà di San Pietro di Cadore. Notte di roghi, fienili divorati dal fuoco. Nella notte tra lunedì e martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cercenà per l'incendio di 2 fienili, in parte adibiti a ricovero attrezzi. Nessuna persona è rimasta ferita. Ingente il dispiegamento di pompieri al lavoro fino all'alba. E nella seconda e terza pagina del Gazzettino di Belluno c'è un approfondimento sulla emergenza sanitaria. Riapre la rianimazione Covid e viene presentato anche un grafico con le vaccinazioni in Veneto ogni 100.000 abitanti. Belluno viene messo a confronto con l'andamento regionale. Il 74,4% dei bellunesi ha avuto almeno una dose, 46.000 mancano all'appello. Sanitari Novax in 59 cambiano idea e spunta anche il bar No Green Pass. Erano 223 dipendenti pubblici della sanità non immunizzati, ma molti si stanno defilando. Ad Auronzo il Palatrecime decide di non applicare la richiesta del documento. Non me la sento. Non il Palatrecime, scusate, il Trecime, che ha esposto il cartello spiegando che lui accetta soltanto il Drink Pass, non il Green Pass. A ottobre rinnovo in 8 municipi in provincia di Belluno, e c'è anche una cartina che li identifica: Alano di Piave, Sovramonte, Alpago, Voltago a Gordino, Selva di Cadore, Lozzo e Vigo di Cadore. Belluno e Feltre quasi a 30 gradi, via al piano caldo. Non ritocco le imposte per avere più vigili urbani. Questa la posizione del sindaco di Belluno Massaro di fronte alle critiche ricevute dalla Lega. Quartier Cadore di Belluno, nuovo tetto per le scuole elementari. Stanziati circa 26.000 euro, saranno sostituite le guaine. 55.000 euro per la scuola di Bolzano Bellunese. Nessuna speranza per Samantha. La perizia dei medici di Vipiteno comunicata alla famiglia in videoconferenza ha escluso la possibilità di guarigione. L'equipe Clinical Tautesina ha consigliato un intervento chirurgico che permetta da subito di toglierle il dolore. Si tratta di Samantha Dinca, la mamma genzianella. Non sappiamo dove portino ora nostra figlia. Siamo tenuti all'oscuro. Lotteria del quartiere Portoria di Feltre, biglietti vincenti, promossa la logistica di Pia del Moro, ottimi i collegamenti video. Si tratta di un articolo che fa ancora un bilancio del Palio di Feltre. E ancora da Feltre, il Campanon ora riapre le porte ai turisti. Terminati i lavori di restauro, la torre che campeggia sul Colle delle Capre è visitabile nel prossimo weekend. Entro la fine dell'anno il cantiere del Teatro La Sena dovrebbe chiudere i battenti e la sala riospitare gli eventi. Donato un defibrillatore al Rifugio Boz, strutture del CAI di Feltre, cardio protette. ACC esclusa dalle convocazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Si riunisce oggi con urgenza il Consiglio socio-istituzionale dell'azienda di Mel. Il 13 la Commissione UE darà il responso sugli aiuti di Stato.
Tra le crisi industriali al tavolo del Ministero non figura Mel, i sindacati ora basta, la politica veneta prenda posizione. Addetto alla logistica nell'occhialeria, corso gratuito per 9 disoccupati. Portò alla luce i segreti di Lagole, ora la magnifica comunità di Cadore ricorda Frescura. Giovanni Frescura, nel centenario della nascita dello storico e archeologo, apre una mostra in municipio. Agordo, legna da ardere a Framont, bando presto in scadenza. La rigenerazione in sala operatoria, tessuti riparati. Primato italiano per la nuova tecnica eseguita all'ospedale di Cortina d'Ampezzo. Borca di Cadore, pista ciclabile, serve manutenzione. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.